Pubblico del Tagliercio, tutti in piedi per l'inno nazionale ucraino. Amici del Tagliercio, la guerra mostra ogni giorno di più il proprio onore. Noi non vogliamo restare in silenzio, vogliamo mostrare la nostra solidarietà, umanità. Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, mentre sul parquet del Tagliercio si ricorda la vicinanza al popolo ucraino in occasione del conflitto che sta insanguinando questo paese dell'est europeo, il più cordiale ben ritrovati al Palasport Tagliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Si torna dunque in campo per il campionato qui al Tagliercio. Ultimamente si è giocato poco, stavamo facendo un po' il conto, Andrea, delle partite di campionato che l'Umana Reyer maschile ha giocato qui al Tagliercio di recente, e soprattutto non vince da moltissimo la formazione di coach Walter De Raffaele in campionato qui al Tagliercio. Sono arrivate vittorie in trasferta, sono arrivate vittorie in Coppa, ma in campionato l'ultima risale a inizio gennaio contro Napoli e quella precedente addirittura a fine novembre, il giorno della Madonna della Salute, del 21 novembre. E di fronte c'è un avversario che definire avversario semplice non è mai, perché le sfide contro Trento negli ultimi anni hanno assegnato scudetti e hanno fatto da viatico a un'importante finale di stagione sia per l'Umana Reyer che per la Dolomiti Energia. Oggi è una partita invece che vale punti per entrare nella zona playoff. Appena 2 punti sopra a quello che occupano in classifica l'Umana Reyer e Trento, con 9 vittorie e 11 sconfitte, c'è la zona playoff. Entrambe le squadre ovviamente vogliono entrarci. Sì, è che diciamo Venezia comunque appunto arriva da un periodo abbastanza positivo. C'è stata la sconfitta in Coppa con la Virtus, ma sicuramente con una buona prestazione almeno per una trentina di minuti a parte degli Orogranata, mentre Trento arriva da 4 sconfitte consecutive. È un momento difficile, ha perso anche in Coppa e quindi serve per la squadra di Molin una risposta forte, ma tutte e due appunto necessitano punti, per tutte e due è importantissimo trovare appunto la vittoria. A proposito di importanza della partita, ricordiamo che l'Umana Reyer anche in questo caso si presenta con 2 assenze forzate, altre 2 che sono scelte, perché logicamente non può giocare con tutti gli stranieri a roster, ma anche in questo caso le decisioni sono un po' dettate anche da motivi fisici. Fuori dunque Cerella, Vitali, Ekodas e Morgan. Sì, gli italiani ovviamente sono una scelta obbligata. Per quanto riguarda gli stranieri si affida un po'
ai piccoli, cioè non schiera un secondo lungo in aiuto a Watt, un secondo centro, probabilmente anche perché le condizioni di Bramos erano in forse fino all'ultimo, per cui preferisce rimpinguare gli esterni. Da parte di Trento invece recupera Williams, che non aveva giocato in Coppa, invece Saunders è uscito dal roster, quindi anche per Trento in qualche modo è una fase anche di passaggio. Sicuramente, lo diceva anche Molin, Venezia è cambiata molto con l'arrivo del Theodore, che ha veramente preso in mano la squadra in pochissimo tempo, e la squadra si è affidata a lui. Anche in alcune occasioni ha preso iniziative anche personali oltre che come regista, proprio perché è un giocatore che ha un quoziente, una capacità di lettura molto importante. A proposito di arrivi, per Trento c'è Dominic Johnson, che è un ex di turno, c'è un altro ex e parte in quintetto con la maglia dell'Umana Reyer, e Victor Sanders. E a proposito dei quintetti, mentre si è già pronti per la palla 2, Bramos, Sanders, Brooks, Theodore e Watt per gli Oro Granata rispondono con Johnson, Williams, Reynolds, Flaccadori e Caroline, i giocatori in maglia bianca di Trento allenati da Lele Molin. Primo possesso nelle mani dell'Umana Reyer, con Brooks che consegna a Theodore per la costruzione del primo attacco, che ne ha aperto il palleggio l'ex di Milano e Banvit. Palla dentro per Mitchell Watt, che prova l'incrocio e regge bene qui la difesa di Trento, ma lotta ancora Watt, che recupera il pallone e appoggia il tabellone, e i primi 2 punti della partita sono per l'Umana Reyer. Rimette a segno Watt, che sicuramente con Bologna non ha giocato la miglior partita e avrà gran voglia di riscattarsi in campionato. L'attacco di Trento gestito da Reynolds, il pallone dentro e fuori con la tripla frontale di Williams, non va, il rimbalzo di Watt, la riapertura per il contrattacco di Jordan Theodore marcato da Flaccadori, l'uso del blocco di Brooks adesso accoppiato con Flaccadori, ha un mismatch favorevole l'Umana Reyer, gioca ancora sull'asse dei 2 ex milanesi, con Theodore coinvolto nella costruzione verso Watt. Ultimi 6 secondi per l'azione di tiro, uso del piede perno, gancio, e Mitchell Watt fa 4-0 per l'Umana Reyer. Sì, mi sembra che il piano partita sia abbastanza chiaro, ovvero quello di servire i lunghi almeno in questa prima fase. E sarà interessante vedere un lungo atipico come Williams contro un lungo che chiaramente non è il classico centrone, ma è più vicino al tabellone come Watt. Una bella sfida tra i due centri, mentre sbaglia Johnson, rimbalzo ancora di Watt e la riapertura per Theodore. 4-0 possesso per l'Umana Reyer con lo scarico sul perimetro, la tripla di Sanders non va, il rimbalzo è proprio di Johnson, che mette palla a terra. Applaude comunque la panchina dell'Umana Reyer per questa costruzione dell'attacco. Deve ancora trovare i primi 2 punti Trento, la stoppata in recupero di Brooks, c'è però il recupero di Williams, ancora il duello, l'uso del piede perno, l'errore, un rimbalzo offensivo ancora per Trento, e alla fine Caroline a convertire i primi 2 punti della partita per la Dolomiti Energia con il rimbalzo offensivo. Si lamentava per un'infrazione di passi l'Umana Reyer, non c'è stato il fischio, alla fine è arrivato il canestro per gli ospiti. Victor Sanders si arresta, la tripla a segno per Victor Sanders, 7-2 per l'Umana Reyer. Non si fa intimorire dall'errore precedente Sanders e mette a segno il canestro per il +5 Oro Granata dopo poco più di 2 minuti di gioco. Flaccadori, buono il blocco di Caroline, la sospensione di Flaccadori, bel canestro questo per Trento. Non a caso Flaccadori è uno dei punti di riferimento, oltre che uno dei leader storici di questa squadra. Tornato dopo l'esperienza all'estero, si fa vedere con questo canestro, grande combinazione con Watt che sbaglia, ma ancora una volta recupera il rimbalzo. La buona circolazione, Sanders 3 punti questa volta corto, ma Brooks ricicla un altro rimbalzo, poi Bramos per Watt, spettacolo al tagliercio e porta a casa 2 tiri liberi Watt. Grande grinta, grande reattività, e questo è il dato più importante al di là del punteggio. Sì, appunto, molta reattività. Finora Venezia arriva sempre per prima sulle palle vaganti, e questo ha permesso anche seconde e terze occasioni come in questo caso, e sicuramente grande reattività a rimbalzo, che è un aspetto assolutamente importante, considerando poi che tra l'altro Trento come rimbalzi è quinta in campionato, mentre Venezia è 11ª, e soprattutto è forte anche nei rimbalzi d'attacco Trento, che ne ha terza in campionato con 10,9. Segna il primo tiro libero Mitchell Watt, sono già 5 punti per lui in questo 8-4 Umana Reyer.
E poi c'è la tripla ovviamente di Victor Sanders a completare il conto. Secondo libero per il numero 50 in maglia oro granata, Mitchell Watt, che fa 2 su 2 e dunque allunga ulteriormente Lumana Reyer, torna cioè sul più 5 con Flaccadori in cabina di regia, accelera, marcato da Theodor, che riesce comunque a reggere in difesa ancora la circolazione di Trento, intercetta con lo stinco Sanders, non viene riciclato però il cronometro dell'azione perché ci sono ancora 15 secondi a disposizione per la Dolomiti Energia, che rimette in fase d'attacco proprio con Flaccadori. Va a servire Johnson, il duello tra i due ex, con ancora l'aiuto al blocco di Williams che rolla, ma Johnson preferisce scaricare nuovamente sul perimetro. Caroline, gran circolazione, schiaccia sul ferro Williams e fallisce un'occasione importante, mentre qui c'è uno scarico telefonato da parte di Theodor con il recupero di Reynolds e c'è il fallo da parte di Jordan Theodor. L'avevo letta anch'io e diciamo che non sono un giocatore di Serie A. Sì, qui troppo molle il passaggio, troppo appunto come dicevi tu telefonato. Peccato perché ovviamente ci poteva approfittare di quell'errore molto banale di Williams, che è andato a inchiodare con tanta energia ma con qualche c'è anche paura degli stoppatori, perché Venezia è tra le squadre più forti nelle stoppate, quindi... E comunque si riprende con la rimessa in attacco per Trento, portato a 24 il cronometro dell'azione. Curiosa questa decisione del tavolo, comunque gli arbitri hanno convalidato questa possibilità d'attacco ora gestita da Johnson. Ancora la buona difesa dell'Umana Reyer, l'assist dentro, mismatch favorevole, Williams non lo sfrutta, ancora una volta il rimbalzo offensivo di Jordan Caroline e il canestro per riavvicinare ad un solo possesso sia pur pieno la Dolomiti Energia. E i rimbalzi offensivi per ora stanno contrassegnando la partita di Trento, mentre c'è Brooks che ha riportato una botta. Avevi detto giustamente, Trento è una squadra superiore per quel che riguarda le statistiche a rimbalzo dell'Umana Reyer, forse qualche taglia fuori in più però ci sta. Sì, appunto, bisogna anche farglieli conquistare questi rimbalzi. Qui è un paio di occasioni dove hanno avuto veramente vita facile. E ora in attacco c'è Jordan Theodor con l'ultimo tocco da parte del numero 25 in maglia oro granata sulla pressione di Flaccadori. Credo che la decisione sia corretta, eravamo sulla verticale perfetta e probabilmente la palla è carambolata sulla gamba, anche se si lamenta, ecco, quello giustamente di cui si lamenta Jordan Theodor è un possibile contrasto sul braccio da parte di Flaccadori, poi che sia stato l'ultimo a toccare era abbastanza palese nell'azione dal vivo. Gli arbitri non hanno fischiato il fallo e dunque c'è la possibilità, in caso di un canestro pesante per la Dolomiti Energia, di portarsi al pareggio. Caroline, il consegnato per Johnson che prova a sfuggire, ma la buona difesa di Sanders. Flaccadori contro Theodor, ancora si ripropone il duello, ancora l'aiuto di Williams, l'errore di Flaccadori. Qui c'è un buon tagliafuori da parte dell'Umana Reyer con Brooks che prende rimbalzo, addirittura va lui in palleggio, consegna però adesso a Victor Sanders. Buona circolazione nell'incrocio con Theodor che si alza da 3 punti e mette la tripla. Jordan Theodor, come giustamente dicevi in precedenza Andrea, Theodor è un playmaker ma è anche dotato di un'ottima mano e lo dimostra qui dando nuovo massimo vantaggio, 2 possessi pieni all'Umana Reyer, 12-6. Il tiro dalla media di Williams, buon appoggio al tabellone, aveva spazio, lo sfrutta tutto Williams per il 12-8. Theodor prova a giocare ancora 2 almeno con lo sguardo con Watt, ma si chiude la difesa di Trento, torna così da Brooks. Watt spalla canestro contro Flaccadori che mette la mano addosso all'avversario, anche qui fischio ineccepibile da parte dell'arbitro. Direi proprio di sì, e ovviamente quando Watt riesce a trovare spazio e arrivare fino sotto canestro è difficile contenerlo. Primo cambio alle viste con Toto Forrai in campo, il capitano di Trento. Vediamo di chi prenderà il posto. Prende il posto di Johnson, dunque gioca con i due di lunga militanza trentina, ovvero Forrai e Flaccadori sull'esterno. Johnson ovviamente va a parlare con Molin perché non è arrivato da tanto e quindi chiaramente deve assimilare al meglio gli schemi della sua nuova squadra. Qui Bramos che scarica per Watt, raddoppiato, prova a mettere palla per terra, va via Mitchell Watt, forse c'è anche un contrasto falloso con Forrai, ma Watt non si fa sbilanciare e fa di nuovo più 6. Siamo a metà del primo quarto, l'Umana Reyer per ora sempre condotto nel punteggio, non riesce ancora però a scrollarsi dosso ovviamente la Dolomiti Energia che con
continua il suo piano partita andando a servire il Williams, l'errore, Forrai gli strappa il pallone, Sanders che poi dimostra un'ottima capacità di palleggio, si arresta, non si prende il tiro, va da Bramos, poi Theodore che spara ancora la tripla sul primo ferro, la lotta a rimbalzo premia la Dolomiti con Caroline, la riapertura per Forrai, bel passaggio qui con il tentativo da 3 punti che va a segno per Reynolds e dunque ricuce subito Trento a -3, rimane dicevamo a contatto della One Rayer la Dolomiti Energia, ma sempre a guardare da dietro. Un altro cambio alle viste per Trento con mezzanotte sul cubo del cambio, ma si prosegue con Victor Sanders, il pallone per Brooks, raddoppiato, riapre per Bramos che fa saltare l'avversario, poi alza la parabola, mano morbida anche nel tiro da 2 punti per il capitano dell'Umana Rayer, Michael Bramos, che fa 16-11, primo tiro e primi 2 punti della sua partita con gli Oro Granata che tornano al +5. Flaccadori contro Theodore, e ancora dunque il numero 12 di Trento a gestire l'azione, poi si prende però anche la tripla e la sbaglia, rimbalzo lungo nelle mani di Michael Bramos, mette per terra, poi va ovviamente a consegnare a Theodore, partita che sta sfilando molto piacevole in questo primo quarto senza grandi interruzioni, ben gestita sia dalle due squadre che dalla terna arbitrale. Theodore lo scarico, la palla per la tripla aperta, Bramos la sbaglia, ma c'è ancora il tocco di Brooks a rimbalzo offensivo che permette a Jordan Theodore di recuperare il pallone, dunque extra possesso con Day che è pronto ad entrare per l'Umana Rayer, mentre Watt marcato da Forrai usa le mani più che gli avambracci Forrai, ma intanto il pallone rimane all'Umana Rayer con la tripla sul Sirena da parte di Bramos che colpisce il secondo ferro. Caroline anche lui è bravissimo nel palleggio, poi va a affrontare Brooks, il fischio arbitrale, qualche dubbio anche tu Andrea scuoti la testa. Sì, anche perché era stato bravo Brooks a indietreggiare senza allungare troppo le mani, e in realtà ecco, forse la rivediamo, era anche il giocatore di Trento che stava cercando il contatto, diciamo un po' al limite, può starci, ma era anche una buona difesa. Allora, doppio cambio per l'Umana Rayer, esce Watt ed entra Day, e questa è una soluzione abbastanza curiosa, e entra Tonuta al posto di Bramos, dunque decisamente abbassato il quintetto da parte dell'Umana Rayer, mentre per Trento è entrato mezzanotte prima dei 2 tiri liberi di Caroline, dicevo soluzione un po' particolare, ma l'abbiamo già visto altre volte con questo roster a referto, Brooks da 5 e Day da 4. Sì, infatti diciamo che non è un quintetto inusuale, in qualche modo Venezia comunque riesce a competere anche quando non ha, diciamo, i giocatori esattamente nel proprio ruolo. Caroline intanto sbaglia il primo tiro libero e dunque si resta sul +5 Umana Rayer, seconda possibilità dalla linea della carità e secondo errore per il numero 24, dunque si rimane sul +5 Umana Rayer con il possesso gestito da Jordan Theodore, marcato dal numero 1 Bradford, è entrato anche lui in campo, dunque assieme a mezzanotte nella precedente tornata proprio di sostituzioni che ha portato in campo per l'Umana Rayer Day e Tonut. La tripla di Sanders non va a lottare a rimbalzo, Brooks non ci riesce e dunque il pallone rimane a Trento, ma c'è un recupero difensivo dell'Umana Rayer con Theodore che palleggia un po' malamente, riesce comunque a recuperare il pallone, poi prende in controtempo Tonut che recupera a sua volta il pallone, la gestione ora di Austin Day che va via a Bradford, mani addosso, e qui c'è un fallo abbastanza clamoroso, Andrea, non fischiato al numero 5 di Trento, viene invece fischiato e anche convalidato canestro. Su questo avrei qualcosa di più da ridire. E allora, intanto bravo Day che non si è arrabbiato, perché di solito quando non gli fischiano questi falli qua lui va via di testa, perché ovviamente le braccia, eccolo qui, le braccia erano più non erano sicuramente verticali, insomma credo che si possa non essere considerati di parte se si considera che questo poteva essere un fallo grande come una casa, però vabbè. Rientra allora Watt. rientra Watt e esce Brooks, dunque Stone con il centro titolare e esce anche sugli esterni Sanders e entra Stone, quindi Tonut passerà nel ruolo di guardia e Stone a questo punto nel ruolo di ala piccola. Sappiamo che è un all around, mentre segna questa volta tiro libero Caroline e dunque -2 per la Dolomiti Energia con l'Umana Rayer a 3 falli e Trento a 2. Diciamo come Stone sia in grado di ricoprire più ruoli fin dall'1 al 5, possiamo dirlo, in caso di necessità. Poi
può giocare anche da centro. L'attacco dell'Umana Reyer, che ha visto limato il suo vantaggio adesso a soli 2 punti, ne ha avuti 6 di margine. Tonut batte Mezzanotte, arriva la stoppata, anche qui una serie di contatti non sanzionati da parte della terna arbitrale, e ora Caroline che una tripla addirittura del sorpasso, primo vantaggio di Trento con il canestro da 3 punti di Caroline. Attenzione, c'è un fischio da parte degli arbitri, ma intanto è già alla doppia cifra Caroline, 10 punti per lui, ed è sicuramente lui il fattore che ha portato avanti la Dolomiti Energia dal massimo vantaggio 12-6 al 16-17, il parziale è di 4-11. Sì, guarda come quel fallo non fischiato in qualche modo abbia un po' cambiato l'inizio di questo quarto perlomeno, dando a Trento l'impeto per arrivare addirittura a superare Venezia. Pronto a entrare Andrea De Nicolao, ma l'Umana Reyer continua ad attaccare, ultimo minuto e mezzo del corso del primo quarto, e qui segna Watt, ancora un contatto da parte di Reynolds, e Watt che sgrana gli occhi, fallo in attacco, forse un po' di compensazione. Sì. Sì, lo diciamo non, cioè, col mezzo sorriso, ma insomma, primo fallo in attacco di Caroline, che porta il pallone perso a Trento e dà la possibilità all'Umana Reyer di mettere in campo Andrea De Nicolao al posto di Theodore. Il fallo di Caroline è il terzo di squadra, il primo personale, con l'Umana Reyer che è tornata avanti sul 18-17. Austin Day marcato da Caroline, arriva il blocco di Watt, cambio difensivo ancora, palla nelle mani di Watt, questa volta è lui contrastato da Caroline che va forse al flopping, arriva lo scarico in parterre da parte di Watt, cambio per Trento, pronto ad entrare Conti, è stato un mezzo sguardo da parte degli arbitri come a dire: che faccio, fischio o non fischio? Esatto, e anche Watt era molto scuro in volto. È importante che lui sia dentro la partita, perché appunto in particolare in situazioni come queste dove è veramente l'unico centro di ruolo è importante che lui non si innervosisca. Toto Forrai a costruire l'attacco mentre è entrato Conti al posto di Reynolds per Trento, che ha un punto da recuperare quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Mezzanotte, l'accelerazione, l'appoggio al tabellone, sbaglia non di poco, poi mette le mani addosso a Day, alla fine arriva il fischio, ma ha dovuto veramente continuare a macellare il pezzo di carne che aveva davanti. Sì, allora Trento è la squadra che commette meno falli in campionato, però non so se gliene fischiano di meno o ne commette di meno, e in realtà Venezia è invece la squadra che subisce più falli, per cui diciamo che questo dei falli è un aspetto che sarà importante poi in termini nell'economia della gara. È arrivata al bonus intanto la Dolomiti Energia, ma siamo nell'ultimo minuto, anzi solo 42 secondi al primo intervallo breve. Watt contro Mezzanotte, mette palla per terra, scarica per Tonut, bel movimento e la sospensione di Stefano Tonut, e l'Umana Reyer ricuccia il più 3. 20-17, non sarà l'ultimo tiro del primo quarto, quello gestito da Bradford per la Dolomiti Energia, marcato da Stone, cambio di direzione, adesso c'è Day su Bradford che va sul sottomano, il canestro di Bradford, si arrabbia ovviamente la panchina dell'Umana Reyer per forse il troppo spazio concesso da Austin Day a Bradford, e non diamo tutti i torti a coach Walter De Raffaele, ma c'era comunque l'ultimo tiro, l'Umana Reyer è avanti di un punto con Julian Stone, l'assist verso Tonut, c'è stato un tocco da parte della difesa di Trento, 1 secondo e 6 però per l'azione di tiro, ovviamente partendo dalla rimessa coach Walter De Raffaele a chiamare lo schema e vedremo chi andrà ad effettuare la rimessa. De Nicolao penso. No, time out, è chiaro, quando in questi ci ragiona frangenti un po' meglio. time out per l'Umana Reyer, possiamo già ricostruire in questo time out quello che è stato l'andamento della partita. Umana Reyer avanti fin dalle prime battute sul 12-6, poi il break di 4-11 per Trento che l'ha portata al primo e fino a questo momento unico vantaggio sul 16-17. Da quel 16-17 l'Umana Reyer ha ricostruito un margine, però in questo caso solo di 3 punti, con l'ultimo canestro di Bradford che ha riportato Trento a -1, a testimonianza di una partita equilibrata con pochi falli spesi, 3 da parte dell'Umana Reyer, 4 di Trento, ma questo anche perché il metro arbitrale adottato da Loguzzo, Quarta e Borgo, non vi avevo ancora dato i nomi della terna arbitrale, è piuttosto permissivo, ma ovviamente con un fallo, scusate, con 7 falli spesi in praticamente 10 minuti non ci sono problemi di falli individuali né su un fronte né sull'altro. In campo c'è già l'Umana Reyer con Stone, Day, Watt, Tonut
e De Nicolao. Ha disegnato lo schema coach Walter De Raffaele. Dall'altra parte si ripropone Trento con Conti, Forrai, Mezzanotte, Caroline e Bradford. La rimessa è nelle mani di Julian Stone, che trova De Nicolao, spara la tripla al vice capitano, colpisce il ferro. E dunque al primo intervallo il punteggio dice Umana Reyer Venezia 20, Dolomiti Energia Trentino 19. Allora Andrea, nell'occasione dell'ultimo time out ho ricostruito un po' l'andamento della partita. Adesso occhio anche alle statistiche di questa partita. Sì, stavo guardando un po'. Una statistica che sicuramente è deficitaria per l'Umana in questo momento è il tiro da 3. Sono 2 su 8, il 25%, a 2 su 5 invece Trento che sta tirando meno e quindi ha una percentuale leggermente maggiore. Stavo guardando anche i rimbalzi, 11 a 8 per l'Umana. Quindi diciamo in qualche modo sta tenendo anche sotto questo aspetto. Aveva iniziato appunto con questo piano partita che serviva soprattutto a Watt. Ecco anche le statistiche in sovraimpressione. Eccole qua. In qualche modo ovviamente poi il Trento ha preso le contromisure. È chiaro che insomma in 10 minuti non travolgi il Trento. E già sul campo c'è l'Umana Reyer, anche se manca un minuto alla ripresa delle ostilità. Ci sono Watt, Day e De Nicolao, si alzano anche Tonut e Stone e dunque praticamente quintetto di vecchi, possiamo dire così. Giocatori vecchie glorie. No. No, comunque la vecchia Reyer, cioè quelli che c'erano già anche l'anno scorso e anche da diversi anni. Sto guardando i punteggi, 10 di Caroline e 10 di Watt. Sono i due diciamo fari delle due squadre, poi il resto sono pochi punti distribuiti tra i compagni. Chiaramente l'assenza di Vitali e quella di Cerella accorciano le rotazioni dell'Umana Reyer, che fino a questo momento non ha schierato i due giovani Minicleri e Morena, ma non ha schierato neanche Mazzola, dunque per ora rotazioni a 9 da una parte e Trento invece anche Trento è a 9 perché la Turner non è ancora entrato sul parquet, chiedo venia. Sì, Mazzola che ricordiamolo è reduce da un infortunio e quindi non al meglio è tenuto in panchina per questo motivo. Diciamo che quest'anno dal punto di vista degli infortuni abbiamo una lunga lista. Ho ricordato come la vittoria prima di quella di Napoli, cioè quella con Napoli, l'ultima vittoria al Talercio sia arrivata a giorno della Madonna della Salute. Diciamo che di salute ne avrebbe bisogno l'Umana Reyer, anche perché la stagione adesso entrerà nel vivo, poi magari parleremo anche di Eurocup. Le trasferte che
avrà la Rai adesso. Esatto, 4 trasferte una dietro l'altra. Intanto si riparte con l'errore da 3 punti di Reynolds, il possesso gestito in attacco da Julian Stone per l'Umana Reyer. Austin Day, la tripla frontale non va, buono tagliafuori di Forrai su De Nicolao e la palla recuperata da Reynolds che serve a Bradford per l'attacco di Trento, ma è già schierata la difesa dell'Umana Reyer, così Bradford preferisce rallentare anche perché non c'è pressione sulla palla da parte di Stone. L'attacco ancora di Williams che cerca l'assist per Forrai e credo che ci sia il tocco, credo solo. Sì, il tocco di Andrea De Nicolao che se ne accusa. Ho scritto un fischio, Forrai si lamenta, forse ci stava anche il fallo. Ad onore del vero, almeno nella nostra verticale siamo a 25 metri di distanza, però un contatto c'è stato. Però diciamo che questo è il metodo arbitrale, l'abbiamo detto, può piacerci tante volte, può piacerci, non può non piacerci, l'importante è che ci sia uniformità su un lato e sull'altro del campo. Sbaglia anche Bradford, ma recupera il rimbalzo offensivo Trento con Williams che sbaglia dalla media, questa volta solo maglia oro granata, rimbalzo con Tonut che recupera il pallone anticipando anche Mitchell Watt e poi lo consegna ad Andrea De Nicolao per la gestione dell'attacco. Ancora non si è segnato dopo il primo minuto di gioco nel secondo quarto. Umana Reyer che mantiene un punto di vantaggio e adesso costruisce l'attacco ancora con Tonut e De Nicolao, ma il cronometro trascorre, ancora non ha costruito molto l'Umana Reyer, ci prova Andrea De Nicolao, sbaglia, il rimbalzo è nelle mani di Johnson. Polveri bagnate in questo avvio di secondo quarto sia su un fronte che sull'altro. L'accelerazione di Forrai che riesce a battere, evitare il tentativo di stoppata da parte di Day, poi Forrai va a spendere il fallo su Watt. Sappiamo come Forrai non si tiri indietro quando si tratta di lottare. Qui forse un po' anche di frustrazione, ma anche perché lui comunque ci prova sempre. Qui forse non lo so, forse all'inizio c'era fallo, poi qui appunto ha visto che Watt era girato di schiena e ha detto quasi quasi ci provo. Pressione a tutto campo della Dolomiti Energia sulla rimessa di Stefano Tonut che serve a Austin Day, bisogna superare la metà campo in tempo utile, chiama lo schema Andrea De Nicolao e guarda anche ovviamente il cronometro, riesce a passare la metà campo entro i primi 8 secondi, poi la circolazione di palla sul perimetro riporta la palla nelle mani del vice capitano, servito Mitchell Watt che segna e subisce il fallo. Continuità come nell'occasione precedente di Caroline, vale canestro di Mitchell Watt, 22-19 e c'è il primo fallo da parte di Reynolds. Diciamo che se l'attacco è partito un po' lento, poi c'è stata una bella accelerazione, una bella intuizione da parte di Andrea De Nicolao. Sì, quando appunto viene servito Watt in velocità così a metà dell'area è difficilissimo fermarlo e lui ha anche la capacità di trovare subito l'equilibrio e anche se magari prende una spinta o tutto, comunque arrivare fino al ferro. Grandissima fiducia dell'Umana Reyer che non ha mandato nessuno a rimbalzo. Watt ha trasformato, ha completato il gioco da 3 punti mentre Stone è andato in pressione decisa su Forrai. Qui c'è una botta per Johnson, gli arbitri non fischiano nemmeno l'infrazione in passi, fischiano invece il fallo di Austin Day e diciamo che qui un fischietto ci poteva stare, o un fallo su Johnson o l'infrazione in passi. Hanno sorvolato su entrambe le cose. Primo fallo invece di Austin Day ed è il primo fallo di squadra anche per l'Umana Reyer in questo secondo quarto. Trento è già a 2 infrazioni, Forrai in avvio e poi Reynolds sul gioco da 3 punti che ha permesso all'Umana Reyer di tornare sul +4 e ora gestire questo in difesa con Johnson, il pallone per Forrai marcato da Stone, il blocco di Williams, servito adesso Williams, ultimi 3 secondi, il tiro da fuori di Williams è corto, la lotta a rimbalzo, preso in controtempo Reynolds, recupera l'Umana Reyer che ora con Day gestisce dalla punta, si allontana De Nicolao, servito Stefano Tonut, ben marcato Day, si va dunque da Watt, buona difesa qui di Trento che chiude gli spazi, ci prova Tonut ad aprire la scatola con la tripla, time out per Lele Molin perché Trento adesso ha 3 possessi di ritardo sulla tripla di Stefano Tonut del 26-19, ancora non ha segnato Trento ed è giusto dunque che il suo coach decida di parlarne. Sì, tra l'altro mi sembra che Venezia stia impostando la partita come vuole, ovvero Trento è una squadra che corre molto, va molto in velocità e invece è l'Umana che sta dettando i ritmi, sta giocando anche molto piano, abbiamo visto anche in questa azione non si è costruito moltissimo finché poi non è arrivato il blocco per il tiro da 3 di Tonut e quindi in questo momento sembrerebbe avere un maggiore controllo sulla partita umana. 2 ottime difese fino a questo momento, eppure il punteggio è alto, quindi diciamo che ci sono più meriti dell'attacco che demeriti della difesa in questo punteggio, perché ripeto 26 punti da parte dell'Umana Reyer in 12 minuti e mezzo
Sappiamo che l'Umana Reyer è una squadra che sulla difesa ha costruito tante fortune e mi sembra che in questa fase, avvicinandosi alla fase centrale decisiva della stagione, stia crescendo a livello difensivo. Trento, l'ho detto nell'azione precedente, sta difendendo come del resto si conosce da par suo. Sì, sicuramente è cresciuta sotto questo aspetto, è cresciuto anche sulla tenuta psicologica, perché in questa prima fase di stagione Venezia pativa i momenti di difficoltà, non riusciva a reagire, e invece nelle ultime gare ha dimostrato appunto anche di saper tenere, di saper affrontare i momenti più difficili e poi riprendersi, e sicuramente questo lo costruisci molto dalla difesa. Misunderstanding al tavolo perché Flaccadori voleva entrare in campo, non è stato però richiesto in tempo utile il cambio e allora si riparte con lo stesso quintetto dopo il time out per Trento. Curioso che l'Umana Reyer decida di difendere con Stone su Forrai, mentre su Johnson c'è De Nicolao a marcare il numero 1 Bradford che ora gestisce il pallone. Stefano Tonut alza la palla, grande intercezione da parte di Watt. Come dicevamo prima, si è alzato il livello difensivo e adesso la tripla di Tonut che scheggia il ferro. Bravissimo Forrai ad anticipare Watt che si tuffa sul parquet da piccolo. L'azione da lungo di Forrai, l'azione da piccolo di Watt. Questo è il bello del basket. Allora, Forrai su queste palle è una piovra, però bravo Watt appunto a gettarsi per terra e a conquistare la palla contesa in una situazione in cui Venezia aveva un po' perso il pallone. E la freccia premia l'Umana Reyer fuori, Forrai e Williams dentro Flaccadori e Ladurner, che dunque fa il suo debutto nella partita. Dicevamo il tuffo di Mitchell Watt ha portato comunque al recupero, perché il possesso alternato premia gli Alloro Granata che attaccano con Stone. Bravo Flaccadori a leggere il tentativo di cambio di lato di Julian Stone anticipando De Nicolao. 8 secondi ancora per l'azione di tiro e ripartirà proprio dalle mani di Andrea De Nicolao il possesso dell'Umana Reyer. L'uscita di Tonut che si scontra con il numero 1 Bradford. Buona circolazione, scoperta la difesa di Trento, sbaglia però Stone, tocca a rimbalzo Reynolds. La rimessa è per l'Umana Reyer e mi sembra giusta la decisione arbitrale. Non lo so, io stavo guardando il monitor e dal monitor non si è capito. Dal vivo sembrava di sì, ripeto, sembrava, perché l'arbitro era a mezzo veloce. metro, per cui insomma diciamo che ci fidiamo in questo caso dell'arbitro che ora vanno a spiegare a Molin quello che è successo. Tanto c'è un suono dal tavolo. 14 secondi comunque a disposizione, perché il tiro pur sbagliato da Stone ha colpito il ferro. La rimessa viene concessa all'Umana Reyer che ancora non ha subito punti e sono passati più di 3 minuti in questo secondo quarto ed ha allungato con il parziale di 6-0 aperto, e che potrà proseguire partendo dalla rimessa di Stone per De Nicolao, marcato da Flaccadori. Il blocco di Watt che poi rolla, viene servito, una serie di contatti, ma è la serata di Mitchell Watt che appoggia al tabellone. Scusate, il nuovo massimo vantaggio Umana Reyer, 28-19. Pronto ad entrare Theodore, pronto ad entrare Brooks per gli Oro Granata. Attenzione alla tripla concessa al Dolomiti Energia, arriva però l'errore da parte di Johnson e dunque il possesso è nuovamente per Umana Reyer, che potrebbe arrivare anche alla doppia cifra di vantaggio. Mani addosso da parte di Bradford su Tonut, che adesso apre il palleggio, sfrutta il blocco di Watt e poi va a portare a casa il fallo che lo manderà in lunetta. Fallo di Ladurner. Tutta l'inerzia è per l'Umana Reyer. Sì, sta facendo le cose giuste anche in questo caso qua. Tonut, vistosi chiamare il fallo, ha riuscito a staccare, a tirare il pallone, che aveva poche possibilità di entrare, ma comunque gli frutta 2 liberi, mentre rientrano, come vi ho annunciato, Theodore e Brooks. Sicuramente in questo momento il fatto che Trento non segni da ben 3 minuti e mezzo, non ha mai segnato, sì. Esatto. Per cui diciamo che ne stiamo approfittando. Sono 4 minuti addirittura, perché l'ultimo canestro è stato quello di Bradford a 17 secondi dal termine del primo quarto. Adesso sono 6:19, quindi diciamo 3:58 a essere pignoli. Intanto però segna il primo tiro libero Tonut, è rientrato in campo Carroll, sono entrati dicevi Theodore e Brooks al posto di Stone e Day. Sbaglia però il secondo tiro libero Tonut, comunque più 10. Umana Reyer. Flaccadori a gestire l'attacco per Trento. L'accelerazione di Flaccadori, riesce a toccare il pallone De Nicolao. Anche qui si lamenta Flaccadori per un possibile fallo. Io credo che ci fosse sia il fallo sia poi il tocco di Flaccadori. La soluzione, vediamo un po' il replay, Andrea.
Sì, tocca la È un mano. fallo, Sì, sì. allora, o è fallo di De Nicolao o è rimessa per l'Umana Reyer. Sì. Via di mezzo sbagliata. E Flaccadori sbaglia. Trento non c'è con la testa e si alza ancora Lele Molin. Dice calma, Dice calma, esatto, perché ha la frenesia, ma ovviamente manca ancora più di mezza partita, per cui vista da Trento sicuramente serve più calma. Invece l'Umana Reyer deve allungare perché Trento può comunque rientrare in qualunque momento in partita, la conosciamo come squadra, sicuramente non molla, e quasi metà quarto senza aver segnato per la formazione di Molin, che ancora è in difesa con una buona circolazione dell'Umana Reyer. Theodore è un cross, ma c'è Brooks che per un attimo si trova il pallone in mano. Caroline alla fine strappa il rimbalzo. Flaccadori per Caroline, cambio di direzione, ancora a coinvolgere la Durner. Flaccadori che perde il pallone, grandissima difesa di Andrea De Nicolao. Sì, qui c'è poco da dire, è stato veramente bravo a intuire dove sarebbe andato a finire Flaccadori e gli ha tagliato la strada, e poi Flaccadori gli è frenato addosso perdendo il pallone, mentre rientra anche Michael Bramos. Al posto di Andrea De Nicolao aveva il doppio playmaker. Ecco, diciamo che la duttilità di questa squadra si vede anche da questi tipi di cambi, che sono tutt'altro che normali. Sì, no, appunto, i ruoli sono un'indicazione ma non la regola. Allora, più 10 palle in mano per l'Umana Reyer con Jordan Theodore per Tonut, il blocco di Watt che poi si sposta. Adesso coinvolto nell'azione Jeff Brooks, ancora i contatti che abbiamo visto oggi non vengono fischiati, rimbalzo di Ladurner sull'errore. Flaccadori a guidare la transizione, prova a battere, ci riesce Theodore, poi si trova davanti Watt, anche qui un contatto non fischiato. Ladurner al rimbalzo offensivo, cerca il tiro, un canestro inventato, arriva però dopo la metà del quarto il canestro di Ladurner, e ripeto perché ho sottolineato il minutaggio mentre ci sono i dirigenti di Trento qui al fianco nostro che stanno provando a sospingere la squadra. Per oltre 5 minuti non ha segnato la Dolomiti Energia, qui ancora un contatto ai danni di Theodore, lo commette Reynolds, arriva il sottomano di Flaccadori, il time out questa volta è dell'Umana Reyer, diciamo sì, ok, Gioco maschio. Ok, però, gioco maschio, però qui eravamo proprio vicini e onestamente l'hanno proprio spostato di spalla, insomma. Insomma ci sì. sarebbe un po' da ragionare, però come hai detto tu, vedi, non ha segnato per 5 minuti e mezzo, e adesso in 2 secondi ne ha fatti già 4 e quindi si riporta a -6. Mai dare Trento per morta, dovremmo aver imparato questa lezione nei tanti scontri diretti che ci sono stati finora. Stavo dando un'occhiata al tabellone, una lunga fila di 1 sui falli commessi, ma nessuno ha 2 falli fino a questo momento, con Umana Reyer addirittura ad un solo fallo speso nel quarto, a testimonianza di come stia difendendo alla grande, perché oggettivamente Trento, come hai detto poco fa, per 5 minuti e mezzo non ha segnato, ma lo ha fatto l'Umana Reyer, una difesa senza falli. Adesso giustamente è chiamato time out coach Walter De Raffaele e si torna in campo con Theodore che va a confrontarsi con la terna arbitrale, lo vedete sullo sfondo, mentre Bramos si avvicina per effettuare la rimessa e la ripresa del gioco. Adesso si va a parlare in panchina perché credo che le lamentele di Theodore siano state relazionate a coach Walter Raffaele, che ha detto fa star buoni tuoi, insomma. Sì, esatto. Gli si diano una calmata. Esatto, ma vuol dire essere anche in trance agonistica, che è la cosa importante per cercare di portare a casa una vittoria. Umana Reyer comunque a +6, Tonut ancora un contatto, ancora un errore, Reynolds difende veramente molte volte anche oltre i limiti, ma ha capito il metro della partita e fa bene. Adesso invece viene fischiato un fallo a Mitchell Watt, qualcosa da dire ce l'avrei. Sì. No, anche in questo caso qua rientra Mazzola, questa è una buona notizia, vuol dire che insomma almeno qualche minuto riesce a garantirlo. Qui fallo netto di Watt, Sì, però no, sì, queste nel spinte, metro della partita era la mia considerazione. sì, infatti queste spinte durante la penetrazione, insomma,
È entrato Mazzola al posto di Watt e dunque Brooks e Mazzola sotto, e presumo un accenno di zona. No, così non è. Mi immaginavo una marcatura zona. Cambi difensivi invece accettati dall'Umana Reyer, con Brooks marcato da Johnson, cioè Johnson marcato da Brooks, e una gran difesa dell'ex di Milano, il numero 23. E costringe all'errore l'avversario. Tonut accelera, la stoppata da parte di Ladurner, segue anche la pallavolo che sta una veloce. Sì, questa però ci stava, cioè, è stato molto bravo lui sul tentativo di prenotazione di Tonut, che esce sostituito da Sanders. Ci siamo un po' inceppati nell'attacco, è cresciuta anche l'intensità della difesa di Trento e serve segnare adesso. 2 minuti e mezzo che non segna l'Umana Reyer, deve provare a sbloccarsi in attacco con Theodore che si avvicina al ferro, scarica per Brooks, bella l'apertura per Valerio Mazzola, tripla non va, il rimbalzo di Flaccadori e la transizione di Trento che prova a riavvicinarsi. Si è abbassata decisamente la quota realizzativa delle due squadre. Caroline prova a battere Mazzola, un tiro che viene sbagliato, poi Mazzola viene preso in controtempo al rimbalzo, alla fine riesce comunque a recuperare il pallone perché non c'è la pressione da parte della Dolomiti Energia. Punteggio fermo sul 29-23. Sanders per Brooks che va via, Johnson, gran movimento da parte di Jeff Brooks che però sbaglia il rimbalzo di Ladurner. Reynolds, la riapertura per Dominic Johnson, il fallo di Victor Sanders, primo fallo personale, terzo di squadra. Non è un momento di bellissima pallacanestro, diciamo così. No, anche la fisicità in qualche modo sta un po' bloccando i giocatori, insomma il gioco non è proprio spumeggiante, ma sappiamo che alla fine quello che conta quest'oggi, l'avevamo detto all'inizio, sono i 2 punti. 2 punti in prospettiva playoff, mentre rientra Bradford al posto di Johnson sul 29-23, 3 minuti e 03 al termine del primo tempo. L'attacco di Flaccadori ancora accoppiato con Theodore, accetta ancora il cambio difensivo l'Umana Reyer e qui sì c'è un accenno di zona, il pallone che arriva a Caroline e c'è il fallo di Sanders che è il primo a raggiungere le 2 infrazioni e spende in 10 secondi praticamente 2 falli, portando anche al bonus l'Umana Reyer. Rimane in attacco dunque la Dolomiti Energia che ha 6 punti da recuperare a meno di 3 minuti dal termine del secondo quarto. Si parte però con una rimessa dal fondo perché questo è il fallo del bonus, la rimessa di Flaccadori, ancora fuori ma recupera Sanders e va in contropiede contro Bradford, si fa largo Sanders, fa saltare gli avversari, segna un gran canestro, si rifà dei 2 falli in rapida successione e l'Umana Reyer torna a segnare dopo 3 minuti e mezzo. Pronto a rientrare Andrea De Nicolao, l'Umana Reyer che è tornata a +8 con De Nicolao sul cubo del cambio e Trento che si trova ad affrontare una difesa ancora di Brooks sull'esterno che è Flaccadori che tira fuori tutta la classe per appoggiare al tabellone il canestro del 31-25. Il possesso dell'Umana Reyer ancora con Victor Sanders che chiede spaziatura ai compagni, arriva Jordan Theodore ma Sanders si sente caldo, prova la tripla, la sbaglia, poi la lotta a rimbalzo, la Durner in qualche maniera a recuperare il pallone. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo tempo. Reynolds prova ad andare via, Bramos trova lo spigolo del tabellone, trova il recupero Sanders, l'ultimo tocco da parte di la Durner. Adesso il cambio con De Nicolao e Watt in cambio per l'Umana Reyer. Vediamo al posto di chi? Un po' di Theodore e forse Brooks e Mazzola. Diciamo che sicuramente non è una grandissima pallacanestro da un punto di vista, non Theodore, Sanders, da un punto di vista tecnico, però dal punto di vista agonistico sicuramente tutti stanno dando il massimo, stanno lottando su ogni pallone e questo gli va riconosciuto. Mentre è rientrato, come ricorda lo speaker Steve del Tagliercio, in campo mezzanotte per questi ultimi 109 secondi del primo tempo con l'Umana Reyer +6, palla in mano e Andrea De Nicolao in cabina di regia per Mitchell Watt. Ancora De Nicolao, lo scarico per Bramos, dentro fuori, De Nicolao da 3 punti, sbaglia, Bradford riesce a sbilanciare Watt nel rimbalzo, recupera il pallone qui con mestiere, non con il fallo, il pallone per Flaccadori, poi Caroline contro De Nicolao, arriva l'aiuto di Brooks
e c'è il fallo che concede 2 tiri liberi. Anche Brooks arriva a 2 infrazioni per l'Umana Reyer. 2 tiri liberi di Caroline, viene subito tolto. Ecco qua il replay, vediamo, bravo Di Nicolao a reggere, poi però fa un salto con una frazione di vantaggio Brooks. Avesse Bravo Caroline comunque a far saltare l'avversario, e lui è il giocatore che in qualche modo sta tenendo a galla Trento. E segna infatti il suo 11° punto, se non vado errato. Adesso vedremo l'aggiornamento del tabellone. Intanto sì, è l'11°, avevo contato giusto. Su 26 ora di Trento che ha -5 e 1 su 2 con il rimbalzo recuperato da Michael Bramos. 3-1, 2-6, palla in mano per l'Umana Reyer con Jordan Theodore, il pallone per Brooks, poi De Nicolao, ancora Theodore che si alza dalla media, mano morbida per Jordan Theodore e Umana Reyer 33. 26 Trento torna dunque a +7, ha toccato anche la doppia cifra, lo ricordiamo, il vantaggio dell'Umana Reyer sul 29-19 e secondo quarto che ha visto pochi canestri sia su un fronte che sull'altro. Flaccadori accelera, ecco, viene convalidato il canestro, aveva effettivamente chiuso al palleggio, ma il fischio è arrivato con tanto ritardo. Sì, esatto. Ah no, il fallo viene dato a De Nicolao e allora può starci, perché a me sembrava il fallo più di Fallo Bramos. da dietro di Bramos, sì, infatti, anche a me onestamente, ma rientra Day intanto per Brooks. Anche perché Brooks ha 2 falli, mentre per Trento rientra Conti al posto di Reynolds. C'è il tiro libero supplementare per Flaccadori, che normalmente è un ottimo tiratore di liberi. Day, dicevamo, ha preso al posto di Brooks uno dei 2 giocatori che hanno 2 falli della partita, l'altro è Victor Sanders, e Flaccadori non ci avevo provato, sono onesto Andrea, ci avevo provato. Tra Caroline e Flaccadori 20 punti su 29 di quelli che ha messo a segno Trento, chiaramente si affida ai giocatori di maggior talento. Aveva un fallo da spendere Trento, lo fa con Bradford, è appena il primo fallo, ma il fallo adesso del bonus e ci sono 35 secondi per l'attacco dell'Umana Reyer, meglio Forse per finire. Theodore che vorrebbe i 2 liberi, ma secondo me il fallo è stato chiamato prima. No, secondo me è giusto dare la rimessa. Sì, no, infatti. Michael Bramos va a farsi consegnare il pallone per la rimessa all'uscita di Theodore, che riceve, ancora marcato da Bradford. Arriva il blocco di Mitchell Watt, si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia Theodore, che si lamenta di un tocco e lo fa vedere agli arbitri e si becca il tecnico. Era stato già richiamato in precedenza, ci sta assolutamente. È pronto a rientrare Stefano Tonut. Sì, partita nervosa di Theodore sicuramente. Secondo fallo, esce nell'Umana Reyer Jordan Theodore e rientra. Stavo cercando di capire perché ho sentito qualcosa dal pubblico. Forse perché avevano fatto ancora, ma non so. Intanto Flaccadori va in lunetta con il tiro libero, poi Trento avrà il possesso con 26 secondi e mezzo, quindi probabilmente arriverà fino alla fine. Flaccadori segna e dunque 33-30 e time out adesso per la Dolomiti Energia. Per l'Umana Reyer sul secondo fallo con il tecnico a Theodore, è rientrato in campo Tonut. Ci sarà l'ultimo possesso da gestire, come abbiamo fatto in precedenza. Vediamo un po' di ricostruire l'andamento di questo quarto. Si partiva dal +1 Umana Reyer, 20-19. Per metà tempo non segna Trento e dunque l'Umana Reyer arriva a toccare il +10, 29-19. Poi in una partita contrassegnata dal gioco maschio il rientro di Trento, anche perché l'Umana Reyer si ferma a sua volta per 3 minuti e mezzo di segnare, si arriva al 29-23 e poi dal 33-26 questo parziale di 4-0 con anche il possesso per Trento. Insomma, un po' altalenante l'andamento. Sono già, dicevo, 21 punti di Caroline e Flaccadori, ma l'Umana Reyer ha trovato però pochi realizzatori e questo è un dato un po' particolare. Sì, normalmente Venezia riesce molto a dividere il bottino. In questo caso l'avevamo visto, è partita subito con Watt ed è lui che in qualche modo garantisce il punteggio. Stavo guardando il tiro da 3 dell'Umana che è 3 su 18, 17%, e ovviamente questo significa non fare punti, significa non riuscire ad aprire la difesa di Trento, e quindi questo è un aspetto che si spera che per la legge dei grandi numeri
poi la mira dei veneziani da oltre l'arco possa migliorare. Partita che è del tutto aperta, al momento è avanti anche in questo secondo quarto l'Umana-Reyer, ma teoricamente in caso di tripla Trento potrebbe vincere, aggiudicarsi il parziale. In ogni caso ci sarà un secondo tempo all'insegna dell'equilibrio, almeno in partenza. Vedremo lo schema disegnato da Molin con l'attacco del ferro di Bradford, l'errore, rimbalzo di Mitchell Watt. C'è tempo per Umana-Reyer per prendersi un tiro, 6 secondi, il pallone per Tonut che va su, rovesciato, e il canestro di Stefano Tonut con l'esultanza di Walter De Raffaele, perché dopo i primi 20 minuti il punteggio dice Umana-Reyer 35, Dolomiti Energia Trentino 30. Noi ci sentiremo per il secondo tempo. Umana-Reyer 35. Ben ritrovati amici sportivi del Palasport Aliercio per il secondo tempo del match valido per la Serie A di basket, Lega Basket tra Umana-Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino. 35-30 il punteggio dopo i primi 20 minuti, con Umana-Reyer che ha toccato anche il +10 Trento, che ha condotto, li ho contati, per 12 secondi in tutta la partita, ma non ha mai mollato. E come dicevamo prima Andrea, contro Trento bisogna cercare di mettere tanto pieno in cascina per andare tranquilli, e anche in quel caso non c'è neanche molto da stare molto tranquilli. Infatti questa è una partita che probabilmente si deciderà nei secondi finali. È andata veramente molto a strappi, perché Trento è rimasta a secco più di 5 minuti nel secondo quarto. Venezia ne ha approfittato fino a un certo punto, appunto trovando questi 10 punti di vantaggio, però poi è Venezia che è rimasta senza segnare per circa 3 minuti e mezzo, e in questo modo un po' l'inerzia è un po' passata da parte di Trento, che con quel libero di Flaccadori dopo il tecnico sì, di Theodore era arrivata a un solo possesso. Poi c'è stato questo canestro di Tonut e anche questa ottima gestione degli 8 secondi, se non sbaglio, che mancavano. Più o meno sì. E quindi più 5 per Venezia dopo il secondo quarto. Adesso è un momento molto delicato per capire, proprio perché le due squadre hanno vissuto a sprazzi, da capire chi avrà saputo trovare le maggiori energie adesso durante l'intervallo, e quindi l'atteggiamento con cui le
squadre segneranno in campo sarà davvero fondamentale. Dal punto di vista punti, Mitchell Watt è sicuramente il dominatore di questa partita, 15 punti per lui, ne aveva 10 alla fine del primo quarto, con 8 buoni punti di Tonut, che ormai abbiamo visto, insomma, dall'infortunio partito durante la nazionale è completamente recuperato. E 21 punti dall'altra parte invece per la coppia formata da Caroline Flaccadori. Anche se Caroline ha segnato un solo punto nel secondo quarto, diciamo che Flaccadori si è soprattutto dimostrato terminale offensivo della formazione in Molin nei secondi 10 minuti. Chiaramente Williams non è in grandissima forma, aveva saltato l'ultima partita e lo si vede, infatti non parte in quintetto per Trento al secondo quarto, mentre Romana Reyer conferma lo starting five di inizio partita formato da Theodore, Sanders, Brooks, Watt e Bramos. 3 giocatori dell'Umana Reyer con 2 falli, Sanders, Theodore e Brooks, ma diciamo che non ci sono grandi problemi. No, per ora no, da Theodore ci si aspetta qualcosa in più, probabilmente si è innervosito e il tecnico preso poco prima dell'intervallo lo conferma. Lui in queste ultime partite veramente era stato un punto di riferimento, ha fatto un po' di palle perse, non ha, diciamo, gestito la partita come ha dimostrato di saper fare. Il pallone sarà per Trento perché per la legge del possesso alternato Romano Reyer ne ha usufruito in precedenza su un pallone recuperato da Mitchell Watt in attacco, poi la freccia appunto favorevole all'Umana Reyer e il primo possesso del secondo tempo gestito da Forrai e Flaccadori. Con il numero 12 a portare avanti il pallone per la Dolomiti Energia marcato da Theodore, a seguire Reynolds, c'è Bramos, ritorna in punta da Flaccadori, il blocco di la Durner, lo scarico fuori per la tripla di Forrai che si iscrive alla partita con il canestro che riapre subito, ma ripetiamo non c'era dubbio la partita fosse assolutamente aperta. Sono i primi 3 punti di Forrai e valgono il -2 per Trento, 35-33. Bramos dalla sua mattonella, anche qui non c'erano dubbi sull'esito di questa, anche forse era troppo facile. Sì, diciamo che non è nel miglior periodo nel tiro da 3, ma proprio concedergli un'autostrada. A Bramos è un po' generoso diciamo dal punto di vista di Trento. La Durna riesce a tenere il piede perno, non so come Forrai riesce a recuperare un grandissimo rimbalzo offensivo. La Durner, il tiro dalla media è cortissimo, ma Caroline ovviamente va più in alto dell'altro Jordan, cioè Theodore, poi sbaglia, si continua a sbagliare tantissimo e segna alla fine Caroline il canestro che riporta ad un solo possesso nuovamente il ritardo della Dolomiti Energia. Ora però in difesa perché attacca Theodore, il pallone per Sanders che prova ad andare via proprio a Forrai che usa tantissimo le braccia, poi lo scarico per Theodore che va su, alza la parabola. Mi sembra che Jordan Theodore voglia assolutamente mettere un marchio positivo alla partita. Sicuramente è un giocatore che può come dire, riazzerare tutto e partire con un altro piglio. Perché attenzione, intanto il fallo in attacco Theodore che sorride. Theodore è un grandissimo giocatore dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale forse ancora di più. Sì, sono quelli che hanno mestiere, che sanno quando è il momento di spingere un po' di più e quando è il momento di allentare la tensione. È un leader, molto usando una sola parola. Ed eccolo qui il leader dell'Umana Reyer, gestire l'attacco, il pallone per Mitchell Watt che mette palla a terra, viene raddoppiato, scarica per Theodore, ancora la buona circolazione con Sanders che finge lo scarico in angolo, si prende la tripla, l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo di Mitchell Watt che tiene il piede perno, si avvicina al ferro, sbaglia. È successo di tutto là sotto, non siamo dall'altra parte, ma è successo credo veramente di tutto. A vedere anche la faccia di Watt dice tutto, perché spinte e forse quant'altro, perché poi noi siamo dalla parte opposta, ma sì, sicuramente non tutelato il centro dell'Umana. Si lamentava per un'infrazione di passi Trento, ma diciamo che sull'uso del piede perno c'è un metro anche lì permissivo, perché anche prima Trento con Caroline aveva fatto un minimo di danza. Comunque alla fine il pallone per Trento che ha 5 da recuperare, ma palla in mano con l'accelerazione di Reynolds, il pallone per Caroline che ci prova da 3 punti, canestro allucinante, complimenti a Caroline. Sì, anche perché è stato difeso benissimo, bisogna non dirlo. Si può dire nulla a Brooks
che anzi è riuscito a difendere quasi al limite del fallo, ma fermandosi quella frazione di secondo prima. Bravissimo Caroline a mettere il canestro, che riporta nuovamente a -2 la Dolomiti Energia. Sanders finge la tripla, poi penetra, scarica, capisce tutta la difesa. Theodore, passaggio intelligentissimo ancora. Michael Bramos, 2 triple di Bramos nel secondo tempo e 2 volte rivalgono il +5. Diciamo che quel canestro contro Trento per Bramos ha un significato particolarissimo, e per i tifosi dell'Umana Reyer ancora di più attenzione. Zona Venezia. Qui concesso una tripla aperta, ma la sbaglia Reynolds. Pronto Tonut ad entrare sul cubo del cambio, ci prova anche Theodore da 3 punti, il tiro è corto, il rimbalzo nelle mani di Ladurner e Flaccadori che gestisce, poi prova ad accelerare ma vede che già tutta la difesa Oro Granata è schierata. Forrai, palla in angolo per Reynolds, il tiro da 3 punti questa volta va a segno. Sta diventando una gara del tiro da 3 questa partita. Sì. Nel secondo tempo Reynolds vale il di nuovo -2, 43-41. L'elastico continua. Bramos proprio marcato da Reynolds, il pallone per Brooks che si fa largo e subisce il fallo da parte di Ladurner. Adesso potrà entrare Tonut. Partita comunque molto molto bella. Sì, è cambiato un po' il leitmotiv della partita, perché non si era segnato sicuramente con grosse percentuali da 3 e in questo momento tutte e 2 le squadre dalla lunga stanno facendo grandi cose. Qui fallo sicuramente tutta la vita su Brooks e quindi c'è appunto questo anche equilibrio molto avvincente. Dopo il secondo fallo di Ladurner, rientrato in campo Stefano Tonut al posto di Victor Sanders per l'Umana Reyer, che conserva 2 punti di vantaggio e ha il pallone in attacco gestito da Jordan Theodore. Bel passaggio per Mitchell Watt, anzi forse un pochino corto, ingannato dalla prospettiva il sottoscritto, ma Watt prova a segnare comunque. Arriva il rimbalzo offensivo di Brooks che segna subendo il fallo. Qui Forrai si è fatto tradire dalla troppa foga, ha cercato, e credo che se il fallo viene attribuito a lui, il primo ad arrivare a 3 falli, e non poteva, infatti il terzo fallo di Forrai, non poteva recuperare il pallone in quello frangente, subisce il canestro, subisce il tiro libero supplementare, arriva al terzo fallo. Sì, anche perché l'ha difeso veramente bene Brooks, ha capito che qua bisogna, come dire, non andare troppo per il sottile, ha difeso bene il pallone, arrivando poi all'elevazione che ha permesso di appoggiare a canestro e nonostante il fallo. Tiro libero supplementare che va a segno per Jeff Brooks. Dunque di nuovo Umana Reyer a +5 con Forrai che è tornato in panchina dopo il terzo fallo. Rientrato Johnson, pressing a tutto campo per l'Umana Reyer, riesce ad eluderlo la Dolomiti Energia con Flaccadori, zona adesso per l'Umana Reyer. Vediamo come la leggerà Trento, si affida a Flaccadori marcato da Bramos. Cambio di direzione, sospensione di Flaccadori, sfortunato qui nella conclusione il rimbalzo di Mitchell Watt. Theodore a guidare la transizione per l'Umana Reyer, ancora Theodore per Brooks, la sospensione di Brooks corta il rimbalzo di Reynolds e attenzione, c'è un fischio tecnico a Watt per qualche parola di troppo. Questa è l'interpretazione. Allora, 2 tecnici nel giro di 6 minuti circa tra quello... Meno, perché mancavano 26 secondi al termine del quarto. Esatto. Insomma, allora, sicuramente è il segnale del nervosismo dell'Umana, e se c'è questo nervosismo uno dovrebbe anche un po' provare a capire il perché onestamente sono falli sono tecnici per proteste, non per falli di gioco eccetera. Sicuramente l'Umana in questo momento non sente di avere gli arbitri diciamo dalla sua parte. Sì, dalla loro parte, ma comunque insomma che fischino quello che secondo loro è da fischiare. Poi insomma ognuno poi è chiaro che cerca di portarla qua al proprio mulino, ma quando poi arrivano così platealmente, vediamo qua, eccolo qua. Effettivamente qualcosa da dire. L'ha spostato con l'avambraccio. Per fortuna è solo il secondo fallo di Mitchell Watt. Questo diciamo è l'unica cosa positiva prima del tiro libero. C'è stato un time out intanto per Trento, perché comunque riesce a avvicinarsi con le triple, ma non con una fluidità
costruzione offensiva. Questo è merito anche dell'Umana Reyer che sta difendendo alla grande. Flaccadori ancora una volta dalla lunetta, la sua mano non trema. 46-42, proprio Flaccadori ha subito il contatto con Mitchell Watt, o meglio ha causato il contatto con Mitchell Watt che ha portato al tecnico. Adesso vediamo la difesa dell'Umana Reyer se resterà a zona, credo di sì, e perde però in angolo Johnson, sbaglia però la tripla Johnson e Watt rimbalzo difensivo, dunque continua a difendere a zona. Vedremo se lo farà anche nel prossimo attacco l'Umana Reyer, perché adesso è sull'altro fronte offensivo con Stefano Tonut che va via a Flaccadori, penetra, scarica in angolo, la tripla di Bramos non va, rimbalzo offensivo di Watt che finge lo scarico e poi segna. Questa è la vendetta sportiva sul fischio precedente, rimbalzo offensivo e canestro per il +6. La prima volta nel secondo tempo l'Umana Reyer torna ad avere questo margine di vantaggio, cioè 2 possessi pieni, con Flaccadori che ancora una volta si carica la Dolomiti Energia, o meglio la leadership della sua squadra in attacco. Ma che difesa sta facendo l'Umana Reyer. Caroline batte qui Watt, arriva l'aiuto di Bramos, che difesa da parte di Michael Bramos che non spende fallo, la transizione di Tonut che si arresta sulla marcatura di Reynolds, arriva Caroline in recupero, sta difendendo l'Umana Reyer. Andrea, sì. In che maniera? Adesso porta a casa il fallo di Flaccadori e Mitchell Watt. Tanta intelligenza cestistica qui da parte dell'Umana Reyer. Cosa? Ah no, aspetta, il fallo di mezzanotte, che A mezzanotte. E c'è anche il bonus comunque per Trento, mentre per l'Umana Reyer è pronta ad entrare Stone e rientra in campo invece per Trento Williams, se non vado errato, sì, e prende il posto di Caroline che dopo aver cominciato anche il secondo tempo come intanto è uscito Theodore, per l'Umana Reyer è entrato Stone e dicevo Williams, Caroline che dopo aver cominciato il secondo tempo mentre c'è l'errore di Tonut come il primo tempo, poi è tornato a spegnersi come nel secondo quarto e adesso allora c'è Williams nuovamente in campo, marcato guarda caso proprio da Watt. Il tentativo di Reynolds, l'errore, la lotta a rimbalzo, ancora Mitchell Watt a spuntare sulla buona comunque azione difensiva di Stone, esatto, che non è riuscito a tagliare fuori il lungo avversario, ma chiaramente lui non è un centro di ruolo, è riuscito comunque ad agevolare il rimbalzo difensivo dell'Umana Reyer che ora gioca a 2, Tonut, Watt, il suo tiro di solito va, questa volta no, e il rimbalzo è per Trento, 3 minuti e mezzo, pronto ad entrare anche Austin Day per l'Umana Reyer che ha 6 di vantaggio. Johnson marcato da Tonut, l'aiuto di Watt, palla per Reynolds, buona circolazione, grandissima difesa da parte di Brooks. Dicevamo sì. Andrea prima, Bramos in precedenza, Brooks adesso, che difesa l'Umana Reyer. Sì, qui proprio anche bella senza commettere fallo, proprio di posizione, di astuzia, mentre esce appunto Watt per Day. Sicuramente quando difende così Venezia riesce veramente a impantanare qualsiasi squadra. Day dunque sotto canestro con Brooks da numero 5, Brooks che ha appena portato al recupero l'Umana Reyer e dunque resta ferma 42 Trento. Brooks che ci prova anche da 3 punti, ce l'ha quel tiro, lo sbaglia e Bramos è l'ultimo a toccare, riesce ad anticipare Bradford, ma è giusta la decisione arbitrale perché è il capitano dell'Umana Reyer l'ultimo a toccare il pallone prima che questo varchi la linea di fondo, si rimane a +6, niente, non si riesce a uccidere la partita. Andrea, ci sarà da soffrire sia in campo che sugli spalti fino alla fine di questo derby del nord-est con prospettiva verso i playoff. Tonut prova a difendere, arriva il fallo da parte di Brooks. Credo di Bramos. Vediamo se di Bramos sarebbe il primo, sarebbe meglio, perché sennò sarebbe il terzo di Brooks. No, il fallo di Bramos, hai ragione tu, sì, perché ne sono contento. Ha saltato sulla finta e poi gli è caduto più o meno addosso. Diciamo che sono scese un bel po' di mannai. Sì, anche qua Tonut, insomma, bisogna vedere, eccolo qua però. È lui che gli impedisce di saltare correttamente, quindi... 2 tiri liberi per mezzanotte, chiedo Venia, avevo detto in precedenza alla Durner, ma la Durner è tornata in panchina, adesso in campo c'è mezzanotte che segna con un po' di fortuna, anzi tanta fortuna, il tiro libero. È rientrato in campo invece Forrai al posto di Reynolds, la partita entra nel vivo e non può guardarla dalla panchina il capitano della Dolomiti Energia, Dolomiti che è tornata a -5 e torna a -4 con il 2-2, questa volta precisissimo dalla lunetta mezzanotte con Stone che supera la metà campo, marcato da Bradford
primi 2 punti del numero 14 di Trento che sono tornati a muovere il punteggio. Strappata la palla da parte di Bradford a Stone che va in difesa. Qui forse c'era un fallo, invece il fallo arriva da parte di Trento e vediamo se è di Johnson o di Bradford. Anche qui i due ad aggredire. E ci sono 2 tiri liberi perché c'era già il bonus peso. Il secondo di Bradford. Sì, se la ridono perché anche loro probabilmente pensavano qua, vediamo. Sì, un po' di mano l'ha presa, indubbiamente. E poi bravo Brooks a essere lì presente e giustamente poi c'è il fallo. Probabilmente c'era anche il fallo di Stone prima, che è stato bravo, diciamo, a non farlo proprio evidente. Sì, è andato su verticale, poi il braccio però ha toccato un po' di mano. Brooks segna dalla lunetta, più 5 Umana Reyer, 2 minuti e mezzo, poco più, un secondo esattamente, da giocare nel corso del terzo quarto. Prova nuovamente a mettere i 6 tra sé e gli avversari l'Umana Reyer e ci riesce perché Brooks ha la mano che non trema, 50-44 e Stone adesso a pressare su Toto Forrai, che sfrutta il blocco di Williams per superare la metà campo. Ancora Forrai tiene aperto il palleggio, ha portato via tanti secondi all'attacco avversario l'Umana Reyer. Tonut ad anticipare Williams, chiede la palla Walter De Raffaele, ha preso una botta anche. Sì, aveva preso una botta su un blocco, diciamo, molto molto al limite, e poi è stato bravo perché nonostante appunto la botta è riuscito anche ad anticipare l'avversario. 6 secondi comunque solo per l'azione di tiro della Dolomiti Energia che ripartirà da Toto Forrai. 2:13 al termine del terzo quarto. Tonut parla con gli arbitri, poi si fa sfuggire però Johnson, step back e tiro dell'ex dell'Umana Reyer. L'errore rimbalzo di Austin Day che fa il lungo, è chiamato a farlo e lo fa anche bene. I rimbalzi, insomma, con quelle leve ne prende anche i centimetri non gli mancano per fare il lungo, diciamo è l'attitudine mentale probabilmente, ma dimostra che mettendocela sa fare anche il lungo oltre che il playmaker, perché questo era un buon assist con Bramos che riapre per Tonut. Ultimi 4 secondi e mezzo per l'azione di tiro. Brooks, palla in angolo, Bramos spara, è difficile, lo mette. L'ho detto apposta, è difficile perché conosciamo Michael Bramos. Sì, è il capitano, non è un caso. Poi appunto quando vede Trento vede rosso. 9 Umana Reyer quando siamo entrati nell'ultimo minuto e mezzo di gioco nel corso del terzo quarto. Rimane in controllo anche se non ammazza la partita la formazione organata, che deve continuare a difendere. Mezzanotte da 3, sbaglia la lotta con Stone, il fallo in attacco di Mezzanotte, altri 2 tiri liberi. Mezzanotte dice cosa potevo fare, si è buttato sul pallone, poi si è trovato Stone. Non è un fallo volontario ma è un fallo indubbiamente. Sì, non era un fallo appunto di cattiveria, però bravo Julian Stone a chiudergli la strada. Sì. Eccolo qui. Cioè, oggettivamente 2 tiri liberi per Julian Stone, lo diciamo sottovoce, ma potenzialmente andare al nuovo massimo vantaggio, però l'abbiamo detto, vediamo cosa succede. Infatti no, al massimo potrà essere uguagliato. Ha cercato con tutte le scaramanzie del telecronista. Tiratore di liberi, in realtà ne tira pochi di liberi, non è che non sia un gran tiratore di liberi. Comunque massimo vantaggio che è uguagliato, 5-4, 4-4, era stato 29-19 il più 10 nel corso del primo tempo. Adesso mancano poco più di un minuto al termine del terzo quarto. l'Umana Reyer è tornata a mettere un vantaggio in doppia cifra tra sé e gli avversari. Johnson marcato da Brooks che si abbassa sulle ginocchia, gran difesa. Johnson riesce a batterlo ma sbaglia, il rimbalzo è di Brooks, la riapertura per Tonut. Siamo nell'ultimo minuto, l'Umana Reyer che prova ancora ad armare la mano del capitano. Io non so se Michael Bramos, che è una persona squisita, andrà in vacanza nel Trentino, come lo accoglieranno. 14 punti per Bramos e massimo vantaggio più 13 per l'Umana Reyer, con Trento che fatica immensamente contro la gran difesa dell'Umana Reyer. Forrai sbaglia ancora però a recuperare il pallone e contro Brooks, non contro un esterno. C'è una discrepanza però di 10 secondi dal cronometro dell'azione, quello della partita. Sa di poter spendere l'Umana Reyer falli, lo fa ancora una volta Bramos e l'applauso del pubblico del Taliercio. È il secondo fallo di Bramos ma è appena il terzo di squadra per l'Umana Reyer. Ancora una volta, come ho detto in precedenza, a testimonianza di una squadra che sta difendendo senza falli. Sì, tra l'altro Bramos è veramente un eroe, un beniamino per questa
società, per questa squadra, e vedete come un paio di triple di Bramos abbiano riacceso anche il Tagliezzo. Qui fallo. Terzo fallo di Michael Bramos. Arriva a 5 secondi e 8 dalla fine. C'era Stone che, non avendo falli a suo carico, lo richiama in panchina di Raffaele e arriva Sanders. È vero che in questo periodo è uno dei giocatori che commette più falli, perché probabilmente comunque, sappiamo, è stato fermo 9 mesi e non è un ragazzino. Esatto, da ancora un punto di vista fisico deve recuperare qualcosa. Seguiamo l'ultimo possesso del quarto con Trento che ci prova, ma arriva l'errore da parte di Bradford e dunque dopo 30 minuti c'è il massimo vantaggio dell'Umana Reyer. Umana Reyer 57, Dolomiti Energia Trentino 44. ...19 punti subiti nel primo quarto, 11 nel secondo, 14 nel terzo. Quando diciamo che l'Umana Reyer, se difende obiettivamente, ha pochi avversari in grado di metterle paura, questo è il dato, la statistica, Andrea, che spiega il perché. È vero che Trento è una squadra che segna poco, 78,1 punti contro anche Venezia, però 78,7. Sono due squadre che segnano poco. In questo caso qua c'è un 50-50, cioè sicuramente un grande merito della difesa umana, che abbiamo visto essere cresciuta parecchio nel terzo quarto, e anche un po' qualche difficoltà anche proprio per quanto riguarda quando riguarda Trento, che alla fine ha veramente pochissimi giocatori che le danno bottino fatturato, perché Caroline è salito a 16, Flaccadori è a 10 e poi si arriva veramente a 3, 2, e ovviamente questo è un grosso problema. Qui si è fermato Tonuti che di punti ne ha 8, ma è cresciuto Bramos che adesso ne ha 14, Watt 17, e poi ce n'è diversi, Tonuto 8, Sanders 5, Bruce 5, Theodore 7. C'è di nuovo quella distribuzione dei punti dell'Umana che nei momenti diversi della partita trova uno o l'altro giocatore più in forma. 38-30 poi il conto a rimbalzo, e questo è un dato importante perché, come dicevi tu, Trento è una squadra che sotto canestro si fa valere, ma oggi sta perdendo il confronto con l'Umana Reyer, che, lo ricordiamo, nelle rotazioni degli stranieri non ha tra i 12 due lunghi, Ekodas e Morgan, quindi il potenziale
questo purtroppo solo in ottica europea, perché 8 stranieri ce li hai solo in Europa. E sottolineerei i 6 rimbalzi di Brooks. Sono i 13 di Watt, che dunque è già la doppia, ma i 6 di Brooks che sono arrivati in momenti fondamentali della partita. Soprattutto grande energia da parte di Brooks, che nelle ultime partite veramente è cresciuto tantissimo. Tonut, la sospensione per iniziare e proseguire il break dell'Umana Reyer nell'ultimo quarto. 59-44, era 48-44. Adesso arriva, attenzione, vediamo. Viene convalidato, credo, il canestro, troppa generosità da parte di Brooks. Canestro convalidato a Reynolds, che vale il 59-46. Stavo guardando il break di 11-0 per l'Umana Reyer e il fallo però non è di Brooks. Il canestro di Reynolds. Esatto. Un tiro libero supplementare e c'è il secondo fallo per Stefano Tonut. Il fallo infatti è di Tonut. Stavo aspettando, mi sono fermato, Andrea, perché volevo sentire appunto lo speaker cosa però diceva. dal vivo mi era sembrato appunto che il fallo non fosse di Brooks. Convalidato il canestro di Reynolds, che ha un tiro libero supplementare per completare il gioco da 3 punti, fa 1-1 e dunque 59-47. Si è fermato a 11-0 il break dell'Umana Reyer, ma potrebbe essere la spallata decisiva alla partita, anche se non ci stancheremo mai di dirlo, Andrea. Mai mollare. 9-23 sono un'eternità nel basket e Trento ha il carattere per poter rientrare anche da questo margine di ritardo. Deve continuare a giocare semplicemente l'Umana Reyer. Lo fa con una tripla di Brooks che è anche sfortunata, perché si accomoda dentro al ferro, poi spaniera al di fuori e Flaccadori guida la transizione. La tripla con il fallo di Sanders. Attenzione a quello che dicevamo prima, non mollare con la concentrazione. Il terzo fallo di Sanders. Sì, qui il fallo veramente sprecato. Primo perché è sul tiro da 3, secondo perché era da dietro, per cui difficilmente avrebbe potuto impedire a Flaccadori un tiro agevole. E terzo perché l'hai fatto su Flaccadori, che dalla lunetta non sbaglia, sbaglia praticamente mai. Pronto, anzi è rientrato Mitchell Watt, ha preso, eccolo qua, ha sbagliato Flaccadori, dai che alla fine a forza di guffare. No, diciamo che avendo fatto tante telecronache sappiamo sempre che questa è la maledizione del telecronista. 2 errori consecutivi di Flaccadori, qui andiamo anche oltre la scaramanzia. È rientrato, stavo dicendo, Watt al posto di Brooks e dunque paga dazio relativamente l'Umana Reyer a questo errore da parte dell'ex Victor Sanders, e quasi sbaglia anche il terzo Flaccadori, che però lo mette a segno. E dunque 59-48-11, ne aveva toccato 15 il massimo vantaggio l'Umana Reyer, ma resta in doppia cifra il margine degli Oro Granata, che attaccano con Tonut. Lo scarico per Victor Sanders marcato da Flaccadori, cambio difensivo accettato. Adesso la Durner su Sanders, step back, buona la difesa di Trento. Watt 4 secondi e mezzo e infrazione di passi. Sì, è partita stessa mano, stesso piede, non dinamico, ci sta. Sì, qui proprio si è un po' inceppato l'attacco dell'Umana, ha girato poco la palla e ha servito poi Sanders. Watt comunque a fuori dalla linea dei 3 punti, che non è proprio la posizione ideale per passare di palla. Potrebbe anche prendersela il tiro Watt, non è che sia completamente negato da 3 punti. Sbaglia invece e di non poco il tiro Reynolds. Day mette palla per terra, pronto a rientrare Jordan Theodore. Non è stata sicuramente la sua miglior serata in maglia Oro Granata, ma nei momenti decisivi è meglio averlo in campo che in panchina, possiamo dire così. Stone, palla dentro per Watt, non facile, arriva infatti una palla persa. Si è un po' inceppato l'attacco dell'Umana Reyer. Qui Caroline, il palleggio tutt'altro che stilisticamente perfetto. Qui c'è il fallo di Day non fischiato, la tripla arriva a segno, time out, fase confusa della partita. Giustamente chiama il time out sulla tripla di Reynolds, che è arrivato in un amen a 12 punti per Trento, che è adesso di nuovo sotto la doppia cifra, 59-51, dal 59-44, parziale di 0-7 e time out dell'Umana Reyer. Dicevo, si è inceppato l'attacco dell'Umana Reyer, quello che avevamo detto, bisognava continuare a giocare, per ora non l'ha fatto e giustamente coach Walter De Raffaele vuole parlarci sopra. Ci parlerà sopra, probabilmente appunto rientrerà Theodore perché appunto manca un attimo
regia proprio nel vero senso della parola di perché cosa Stone fare. fa il play, ma diciamo che è un all around, ma non è che sia un Stone fine. fa il play, Sanders diciamo di solito è un po' fuori dagli schemi, e per cui alla fine la palla ha girato poco in queste ultime azioni e sono arrivate appunto delle palle perse, quindi giustamente doveva intervenire De Raffaele, proprio anche per non dare a Trento l'entusiasmo di riportarsi in partita. Già qualcosa ricucito, adesso bisogna tenerla a distanza perché ancora appunto mancano tanti minuti e non bisogna permettere a Trento di rifarsi sotto. Dolomiti con parziale aperto di 7-0, vedremo come uscirà dal timeout Umano Rayer, che ha tolto Julian Stone, ha rimesso in campo il numero 25 Jordan Theodore. Ora è Austin Day a superare la metà campo in palleggio sulla pressione di Caroline, riceve il pallone Stefano Tonut, arriva Theodore, ancora marcato da Flaccadori, accelerazione di Theodore, l'errore, e l'Umana Rayer dopo il canestro di Tonut non ha più segnato. Sono passati 2 minuti e Trento vuole continuare a galoppare sull'onda positiva che la sta portando vicina al rientro in partita. Buona difesa dell'Umana Rayer, ma invenzione di Jordan Caroline e canestro che allunga 9-0 il break della Dolomiti Energia, tornata a -6, 59-53 il timeout. Il coach Walter De Raffaele non ha interrotto il buon momento della squadra di Lele Molin. Day pensa per un attimo di prendersi la tripla, non se la prende, mette palla per terra, cerca con lo sguardo e trova Mitchell Watt. Williams non è chiaramente Williams o Reynolds? No, è Reynolds. Reynolds, sì, chiedo scusa perché Williams non c'è. Vabbè, dai, diciamo posso anche fare qualche piccolo errore anch'io. È il secondo fallo di Reynolds, è il primo di squadra nel quarto per Trento, con la rimessa affidata alle mani di Theodore. Questa volta Day spara da 3 punti, sbaglia il rimbalzo lungo, palla che esce dal campo, niente da fare. Continua l'astinenza dell'Umana Rayer, che ha smesso soprattutto di costruire di squadra oltre che di segnare. Sì, diciamo che Day questi tiri ce li ha, a volte ha tirato veramente fuori ritmo eccetera, è in un momento difficile quindi purtroppo non gli entrano, però sì, si è un po' bloccata proprio. Flaccadori sbaglia un tiro tutto sommato facile dalla media, rimbalzo di Watt, buon per l'Umana Rayer che trascorre il cronometro, però bisogna ritrovarsi anche in attacco con Stefano Tonut, il gioco a 2 con Austin Day marcato da Forrai, il duello tra due che di grinta ce ne mettono tanta in campo, non c'è fischio arbitrale che non l'hai stoppata da Austin Day. Questo è un top game da vedere, con Day che va a parlare per il contatto precedente, ma sì, diciamo che si è rifatto. Questa è una giocata clamorosa, pazzesco, sì, pazzesco. Gliel'ha portata via, peccato che poi non sia riuscito a tenerla in campo, ma ha fatto una cosa che con le sue qualità atletiche può fare, diciamo non è proprio comune nel suo repertorio, però ha fatto una grandissima cosa. Probabilmente la rabbia per quel fallo, perché insomma Fraccadori Forrai lo ha spinto 1 metro indietro mentre tirava, sì, di corpo, di petto, però insomma credo. Infatti è quello che sta mimando Austin Day, comunque merita veramente, il famoso cilindro, cioè se tu mi vieni addosso anche se non lo fai con le mani, insomma. Sì, appoggiarsi col petto si può, non appoggiarsi fuori dei propri piedi con il petto, ecco, diciamo così, per spiegare il concetto di cilindro, perché sì, il contrasto con il corpo è ammesso. Non si dà pace, Day. Sì. È ancora lì che si sbraccia. Deve pensare alla gran giocata difensiva che ha fatto, mentre c'è qualcosa da guardare a livello di cronometro, perché ovviamente è stato azzerato quello di 24, che adesso è stato riportato a 17 per la rimessa al fondo di Forrai con 30-6. Reynolds sbaglia il rimbalzo di Mitchell Watt, ancora una volta l'Umana Rayer non paga dazio, ma deve ritrovarsi in attacco e lo fa con il sottomano in contropiede di Jordan Theodore, e l'Umana Rayer rimette 8 punti, che sono decisamente più di 6, e non è solo matematica, è pallacanestro, nel senso che sono 6 punti sono 2 possessi, 8 sono 3, vuol dire che
tanto quando arriva il fallo, cioè scusate, l'errore e poi il fallo di Reynolds, psicologicamente sapere che con 2 tiri puoi rientrare è un discorso, sapere che te ne servono 3, anche il 7 rispetto al 6 è tutt'altra cosa. Sì, è vero che mancano 6 minuti e passa, quindi insomma è ancora lunga, ma era importante appunto ritrovare il canestro. Credo che siamo stati a secco Te lo per dico io, 5 minuti. 3 minuti e 19 secondi. Faccio un rapidissimo calcolo mentale, comunque diciamo dai 3 minuti circa, per l'Umana Reyer, che è tornata a segnare, anche il possesso adesso dopo il fallo in attacco di Reynolds, e c'è il fallo da parte di Forrai. Che è il quarto, quindi? Quarto fallo, sì, assolutamente, e terzo di squadra per Trento, che in un amen è passata avanti anche nel confronto con l'Umana Reyer rispetto a falli spesi. Fino a 1 minuto e mezzo fa non aveva speso falli, ne ha fatti già 3 la Dolomiti Energia, e ci avviciniamo alla metà dell'ultimo quarto con Jordan Theodore che va via Flaccadori, scarica per Tonut, finge la tripla, passo laterale, tripla arriva, ma arriva anche l'errore. Bramos lotta, rimbalzo e la spunta, attenzione, è l'antisportivo di Day, e purtroppo mi tocca dar ragione agli arbitri, questo è un fallo antisportivo. Sì, perché ha cercato di prendere la palla, ma era, diciamo, dalla parte, adesso lo rivediamo, era la parte opposta, e ovviamente il braccio in qualche modo poi ci sta, arpiona tutto quanto, e ci sta. Peccato, perché ovviamente è un momento delicato, e ovviamente adesso va in panchina Day perché è troppo nervoso dopo quel fischio mancato in attacco. Ancora un colloquio con Walter De Raffaele, 2 tiri liberi per Flaccadori, che ha subito il fallo antisportivo, poi la rimessa per Trento, e vediamo un po', no, è entrato Stone ma non al posto di Day ma al posto di Tonut. Day viene lasciato in campo, vanno a vedere la lista replay per una possibile conversione in fallo normale, però lo ricordiamo, dato in tempo reale antisportivo, bisognerebbe che ci fossero elementi tali nel replay da convertire quella che è stata la decisione in presa diretta. Abbiamo già visto noi un replay, non è l'instant replay che vedranno gli arbitri, però diciamo che ci può stare. Sì, no, beh, diciamo che di solito questo lo fischiano sempre. Lo fischiano sempre, esatto, quindi, quindi per cui insomma ci sta. Ci spiace dirlo perché obiettivamente, perché siamo i telecronisti dell'Umana Reyer, quindi di fondo il nostro tifo non ne facciamo mistero vaglio alla granata, però dobbiamo anche essere obiettivi nella nostra professione, e qui il fallo, cioè gli estremi per l'antisportivo ci sono, soprattutto nella dinamica del fallo. Teoricamente non è antisportivo non è antisportivo se c'è la possibilità di prendere la palla. Ora, per quanto braccia lunghe abbia Austin Day, viene convertito. Molina si arrabbia. Adesso io lo ripeto, da tifoso dell'Umana Reyer, e quindi non c'ho neanche i tiri liberi per Flaccadori. No, perché è il terzo fallo di squadra, quindi rimessa solo per Trento, e possesso per la Dolomiti Energia, e c'è il recupero anche da parte di Jordan Theodore. Qui Trento, dal poter riaprire completamente la partita, rischia invece di vedere affossare il match con proteste adesso da parte di Trento, che ci possono stare, ma anche qui andrebbero punite col tecnico. Qui gli arbitri stanno purtroppo rovinando una partita. Ecco, adesso tecnico alla panchina di Trento. Sì, e alla fine è tutta farina del sacco dei fischietti, perché se crei questa confusione, non questa hai sensazione... Tutto nasce da quel fallo non fischiato su Austin Day. Sì, questa sensazione che non stanno facendo la cosa giusta, poi ognuno si sente ovviamente defraudato. Adesso tiro libero per Day, poi rimessa per l'Umana Reyer. Austin Day segna, e dunque 6-2-5-3. È un peccato, ripeto, che questo è il modo in cui è il primo punto della partita di Austin Day. La rimessa di Stone per Theodore. Proviamo a raccontare pallacanestro, anche perché ci sono 5 minuti e mezzo di un bel derby tra Umana Reyer e Dolomiti Energia. Palla alzata per Watt, che riceve in qualche maniera dentro l'area, poi scarica direttamente in panchina, e si arrabbia questa volta coach Walter De Raffaele, ma non con gli arbitri, bensì contro
con i suoi giocatori, perché è stata Diciamo gettata che- alle ortiche una bella che opportunità. Watt non è questo tipo di pivot. Se entrerà Morgan, che tra l'altro Tio lo conosce perché ci ha giocato assieme, probabilmente vedremo questo tipo di giocate, ma non è la Stone giocata. che recupero! Diciamo la rimessa è per Trento ed è giusto, e per fortuna ci ha mancato di una cinquantina di centimetri e i nostri colleghi invece sono stati colpiti, però ha fatto una grandissima azione difensiva. Julian Stone. Forrai 17 secondi per l'azione di tiro, la rimessa della Dolomiti Energia, riceve Reynolds, mette palla per terra, si torna da Flaccadori, cambio di direzione, accelerazione e scarico per Caroline con Flaccadori a terra, buona difesa di Austin Day, poi la tripla di Forrai, airball che stavolta sì arriva direttamente in tribuna stampa con il pubblico del Tagliercio che becca Toto Forrai. Chiaramente è una rivalità che va avanti negli anni. Forrai è il classico giocatore che sei in squadra con te lo ami, se l'hai contro lo odi. Esatto. Sono quei giocatori, adesso vediamo intanto l'azione di Theodore, il cameriere di Theodore, c'è il time out di Trento che mi permette di completare il concetto anche un po' per sdrammatizzare, mentre l'Umana Reyer è ritornata a più 11, 6-4, 5-3. Dicevo, ci sono quei giocatori che ami indistintamente sia che vestano la tua maglia sia no, e un esempio è Bruno Cerella, giocatore encomiabile, che Generoso. esatto. Altri giocatori che se l'hai nella tua squadra sono il tuo idolo, se ce l'hai contro non lo sopporti. E faccio l'esempio di un ex giocatore per non citare Forrai, e l'origine è la stessa, cioè un argentino naturalizzato italiano che è Ugo Sconocchini. Ugo Sconocchini che l'ho conosciuto negli anni scorsi come spalla tecnica al posto, forse potremmo fare cambio, vai tu Manzo a fare la spalla tecnica su Eurosport, e qui Sconocchini, senza nulla voler togliere Andrea Manzo, ma insomma diciamo che un po' di più esperienza di Sicuramente il curriculum cestistico no, suo, ecco, non è c'è. una persona assolutamente squisita, però è lui il primo, perché ne parlavamo in campo, dice guarda, quando giocavi è uno dei giocatori che non so, ha detto lo so, era il mio modo di interpretare il basket, cioè metterci tutto il cuore per la squadra, arrivare anche a fare queste schermaglie, però ripeto, è una persona assolutamente squisita. Immagino anche che Toto Ferrari sia questo, però in campo ci sta il gioco ma in dei tutti gli dei sport ruoli. ci sono questi tipi di giocatori che con l'aggressività, con l'agonismo Anche con un po' di gioco sporco alle volte. Sì. E parlando di Toto Ferrari non solo alle volte, adesso Toto Ferrari sta mettendo tecnica per costruire l'attacco. Ritorniamo a raccontare basket, ripeto, abbiamo strammatizzato un po' perché il momento della partita era estremamente delicato. Anche qui un contatto non sanzionato di Day su Caroline, questo è il metro arbitrale. Attenzione a Caroline che rischia anche il recupero, palla adesso servita a Austin Day, marcato da Forrai che di falli ne ha 4. Non va ovviamente a spenderlo, arriva l'errore e il rimbalzo è per Trento. Flaccadori, sono tutte occasioni per ammazzare la partita che l'Umana Reyer non sta sfruttando e rischia, perché Trento adesso con il sottomano di Flaccadori torna sotto la doppia cifra di ritardo, 6-4, 5-5 e c'è ancora 3-58 da giocare per una partita che non è ancora finita. Continua a condurre l'Umana Reyer, ripeto, ha condotto per una dozzina di secondi in tutto il match la Dolomiti Energia, però non è ancora completata la vittoria importante per l'Umana Reyer, che adesso porta a casa il fallo di Flaccadori e porta il bonus Trento a 3,44, anche questo è importante. Sì, qui brava la Reyer a avere pazienza, e l'obiettivo era fare arrivare palla profonda a Watt girandola esternamente, poi alla fine sono riusciti a servirgliela ed è arrivato inevitabile il fallo. E gestisce adesso anche un po' con il cronometro l'Umana Reyer, anche se non deve rallentare, lo ha fatto in avvio di quarto ed è stato un errore qui. Theodore sbaglia con la Durner che è andato a spegnergli la luce, diciamo così. L'attacco adesso è di Trento con Flaccadori, il pallone per Reynolds, poi Forrai marcato da Theodore, 3-20 dal termine della partita, restano 9 punti di vantaggio dell'Umana Reyer. Flaccadori è accoppiato a Watt, è un mismatch che potrebbe sfruttare con la velocità Diego Flaccadori, c'è il fallo di Mitchell Watt, sì. Anche qui ci sta il fischio arbitrale, anche se De Raffaele ha fatto il mezzo passo laterale. Infatti se ne incolpa Mitchell Watt, abbiamo visto, ed è chiaro appunto. C'è il bonus anche per l'Umana Reyer. Era un mismatch, Flaccadori ha da sua la velocità. Grande intelligenza cestistica da parte di Diego Flaccadori, ma restano 9 da recuperare per Trento. Forrai, cambio di direzione, quasi scivola sul parquet, scarico per Caroline che fa saltare Day a sua volta per Flaccadori, ma porta a casa lo sfondamento Jordan Theodore.
gran coraggio da Theodore, perché Caroline era dinamico, è il secondo fallo personale di Caroline, era dinamico e ha qualche chiletto in più di lui. Rivediamo il replay. Sì, però appunto si è immolato alla casa. esatto. Si è un po' buttato dentro senza che ci fosse lo spazio, onestamente. E siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, sempre 3 possessi pieni di vantaggio con il pallone in mano per l'Umana Reyer. Va via Theodore e viene rallentato ancora dalla Durner. Stone, tripla aperta, battezzato e lui punisce. È un altro Stone. Forse Trento pensa a quello delle finali, ma non è lui. Sì, diciamo che ha migliorato molto nel tiro, non ne prende tanti, ma quando lo prende poi riesce. Diventa quasi una certezza, qui invece è una grossa ingenuità. Il fallo di Austin Day perché è un potenziale gioco da 3 punti. Ancora una volta il Manarei stava per spaccare la partita in maniera definitiva, invece Reynolds, scusate, ho fatto un mix tra Trento e Reynolds, il canestro c'è e c'è il terzo fallo di Austin Day col tiro libero supplementare. Per il numero 5 di Trento, 1-1 di Reynolds. E dunque 6-7, 5-8, 9 di vantaggio. Julian Stone, marcato proprio da Reynolds. Il pallone per Jordan Theodore. Giunge il passaggio. Fermo l'attacco adesso dell'Umana Reyer. Prova ad accelerare. Theodore non si prende il tiro in angolo. Stone. Ancora! Julian Stone. Andrea, che dire? Protagonista inaspettato, ma come dicevo prima, però alla fine nell'arco della partita Venezia riesce sempre a trovare un giocatore on fire, e in questo caso è Julian Stone. E va detto che l'assist è stato grandioso, quello da parte di Theodore. Sbaglia il suo floating Forrai ed è strano. 2 minuti meno alla fine, 12 di vantaggio e adesso è vicino alla vittoria, possiamo dirlo Andrea. Questo forse è il possesso decisivo. Stone per Day, poi Bramos, gioca col cronometro l'Umana Reyer. Ancora Day per Bramos, la tripla, no, non va, si è vista che è uscita male dalle mani del capitano, ma intanto sono passati secondi. Meno di 100 alla fine della partita. Flaccadori per la Durner, marcato da Bramos, anche l'Umana Reyer è arrivata al bonus, c'è il fallo di Michael Bramos, è il quarto fallo, 2 tiri liberi in arrivo, ma 1:29 dalla fine. Forse è troppo tardi per Trento per ripensare, rientra intanto Brooks. Sì, qui ci stava il fallo, adesso appunto rientra Brooks per Dade, ovviamente non aveva centimetri abbastanza e comunque gli dà 2 liberi a un tiratore di liberi che non è proprio la sua specialità. Adesso farà 2 su 2 chiaramente, sì, perché l'abbiamo detto. L'ho battezzato. E infatti solo rete per la Durner, 59 Dolomiti Energia Trentino, 70 Umana Reyer. Terzo punto personale per Maximilian Ladurner, secondo libero a sua disposizione. 2 su 2, Andrea, basta. Sì. Cambiamo argomento. Andiamo argomento. 10 punti, ecco. Diciamo questo è un buon argomento da cui partire per gli ultimi 84 secondi di gioco adesso. Theodore supera la metacampo, marcato da Flaccadori, ancora Jordan Theodore, il blocco di Watt che poi rolla, palla nelle mani di Stone. La terza tripla non va, tocca Bramos, recupera Forrai, ultimissima possibilità di Trento per rientrare nella partita. Toto Forrai, cambio di direzione, Watt a marcare su di lui, Flaccadori prova ad andare via, Theodore sta portando via secondi preziosi all'attacco avversario l'Umana Reyer. Il fallo di Jordan Theodore, 2 tiri liberi in arrivo, 55 secondi. Non è ancora finita, però dai, la Andrea. pallacanestro non è mai finita, in questi anni abbiamo visto delle cose impensabili e pazzesche, però è chiaro che insomma sì, è indirizzata ma non è finita. Esatto. Ormai con Flaccadori me lo sono già giocato al bordo, li ho fatti sbagliare 2 tiri liberi, dai, questa volta sì. potrà anche fare anche 2 su 2. Vediamo Watt che intanto sta parlando con la panchina, sarà il terzo dell'Umana Reyer ad andare a rimbalzo, segna il primo Flaccadori, 15 per lui, 9, torna sotto la tripla cifra, ritardo di Trento, 55 secondi tondi da giocare al Palasport Tagliercio per questo importantissimo derby del Nord-Est, e 2 su 2 di Flaccadori.
quasi gliel'avessi chiamato time out. Ovviamente adesso per Umana Reyer aveva a disposizione coach Walter De Raffaele 70-62. Vedremo se Trento deciderà già da questa azione di andare al fallo sistematico. Ci sono varie teorie. 55 secondi possono essere pochi, possono essere tanti. Spendi il fallo, mandi il meta. Insomma, tu cosa faresti, Andrea? Che bella domanda, sì. Grazie della patata bollente. Sì, esatto. No, di solito appunto sono anche delle filosofie di gioco, nel senso, per esempio De Raffaele non lo chiama praticamente mai il fallo a meno che tu non sia proprio ridotto agli ultimissimi secondi. Esatto, ma diciamo di default non lo chiama, è da capire, perché poi magari sai, invece di fare il fallo sistematico arriva una recuperata, ti accendi in un amen e cambi l'inerzia in un amen, per cui bravo tra l'altro Forai, con 4 falli da un bel po', l'abbiamo visto inquadrato, tra l'altro Watt doppia come hai detto tu. Sì, non ha più segnato tanto, però diciamo che dovendo scegliere l'MVP, di solito te lo chiedevo. Siccome ultimamente di partite in campionato nelle nostre telecronache ne abbiamo raccontate poche di Vittorio, è un po' che non ti chiedo l'MVP, ma credo che non ci siano dubbi, per quanto siano stati tanti. Comunque alla fine abbiamo detto nel primo tempo pochi che hanno contribuito attivamente alla causa, come numero di canestri, come giocate. Sono state delle fiammate, quelle di Bramos, quelle di Stone. Appunto, i canestri di Tonut in un momento di anche difficoltà, diciamo, da parte di Trento, in cui ha insistito Stefano Tonut. Adesso gestisce, torniamo in cronaca, è meglio, l'attacco l'Umana Reyer. Trento ha deciso di non spendere fallo, ultimi 4 secondi per l'azione di tiro. Mitchell Watt deve prendersi il sottomano, facilissimo. Qui è errore da parte di Trento, perché segna a 0-6 dalla sirena il +10. A questo punto è quello della vittoria. L'Umana Reyer può rientrare. Intanto segna Caroline quasi a smentirmi la tripla, confermandosi il top scorer. Adesso penso che Trento dovrà spendere fallo. No, non lo spende, e anzi difende anche piuttosto malamente. Credo che sia il segno della resa della Dolomiti Energia. Umana Reyer che dunque si avvicina, dovremo vedere i risultati delle altre, alla zona playoff, 2-0 nel confronto con Trento, ed anche questo un dato importante nell'economia del campionato. Andrea, abbiamo già detto tutto, abbiamo anche già scelto l'MVP, e dunque non ci resta che salutare i tifosi dell'Umana Reyer, dando l'appuntamento alla prossima partita e ricordando che l'Umana Reyer ha battuto la Dolomiti Energia Trentino per 72-65. Da Alberto Minazzi e Andrea Manzo è tutto, e alla prossima partita degli Oro Granata. Bene, allora amici, salutiamo